Solo oggi abbiamo definitivamente sistemato i banchi, le aule, le cattedre per gli alunni che arriveranno. Domani prima campanella per 112.000 alunni e studenti delle scuole pubbliche trevigiane, da quelle dell'infanzia alle superiori. Vigilia tormentata da cattedre ancora vuote, circa 1.700, carenza di spazi come Arriccati di Piazza Vittoria e strutture in stato precario come l'ITIS Galilei di Conegliano. Arriccati, la dirigente, ha formalmente rifiutato oggi la proposta avanzata ieri in provincia di 3 aule al Giorgi. Infattibile in tempi così stretti spostare ragazzi e personale. Ci si arrangerà riadattando ad aule i laboratori. Ci sarà una rotazione nei laboratori, utilizzeremo l'aula di ricevimento dei genitori che probabilmente parleranno con i docenti nei corridoi, tutto quello che avevamo disponibile. Un problema che non è spuntato dal nulla, ricorda la dirigente, già si sapeva che l'aumento di iscritti avrebbe nel tempo portato a questa situazione. Il presidente della provincia, Stefano Marcon, non ci sta, parla di distorsione dei fatti da parte della dirigente che avrebbe scaricato sulla provincia le colpe di una situazione della quale è attrice fattiva, dice, facendosi passare poi per vittima. Polemiche a parte, il calo demografico si farà sentire nei prossimi anni anche alle superiori e per questo, secondo la dirigente, non ha senso ampliare le strutture esistenti. Io ho sempre pensato anche alla possibilità di qualche struttura temporanea nella sede di San Pelaio dove, come dire, c'è del terreno anche disponibile. A Conegliano domani corteo di protesta di genitori e studenti dell'ITIS Galilei per la mancata ristrutturazione. Non lungo la Pontebana però la questura ha sconsigliato agli organizzatori di occupare una carreggiata di Viale Italia per garantire non solo la viabilità ma anche l'incolumità dei partecipanti. Il senso della manifestazione tuttavia non cambia. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia secondo noi doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento.